Radio, Marco Campione e Maura Boffo, che rappresentano Confartigianato Polesine. Allora Maura, sai cosa? Se ci mettiamo qua è meglio, perché se no nel santino mi sposti un po' la camera, Martina, un secondo solo, un attimo, poi sposta. Perfetta, sei una meraviglia. Allora, il microfono ce l'avete voi. Come è andata la stagione? Marco, tanto mi fa sempre piacere vederti. In più, se sei un po' più lontano, sembri piccolissimo nello schermo, ma perché mi va bene, perché tu sei molto più grande di me. Quindi dico, Marco, come è andata la stagione, tirando un po' le somme per Confartigianato nel 2024? Perché la prima domanda non può che essere questa: come è andato l'anno, come lo bolliamo, che voto diamo a questo anno? Innanzitutto grazie dell'opportunità che mi dai, Paolo, a te e Delta Radio, ci fa sempre piacere, e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come è andato quest'anno per l'artigianato? Sì. Innanzitutto diciamo che ci sono categorie che sono andate bene e categorie che sono andate hanno sofferto un po', dice. Hanno sofferto naturalmente. Chi ha sofferto? Ha sofferto chi aveva delle esportazioni verso quei paesi che adesso sono in guerra. Vedi Ucraina piuttosto che Russia. La Russia ha lavorato molto, il Veneto lavorava tantissimo, con la Russia, quindi è stato un bel colpo. Anche Zaia lo ricordava, che fino alla fine la guerra è sicuramente la cosa importante per le perdite, ma anche perdite economiche erano importanti. Quindi anche la provincia aveva dei grandi provincia rapporti. Nostra, adesso il dato preciso non me lo ricordo, però abbiamo avuto un calo. Di vendite nei confronti di questi paesi. Comunque sostanzialmente diciamo che l'annata è andata bene e abbiamo avuto una crescita diciamo non esponenziale, però una buona crescita di imprese artigiane. Ce ne sono anche state purtroppo che hanno chiuso, ma hanno chiuso perché manca il cambio generazionale, perché non abbiamo giovani, non abbiamo giovani purtroppo che intraprendono questo mestiere di artigiano. Anche perché pochi giovani, poi lo chiederò anche a Maura questo, se sei d'accordo, non c'è più il lavoro dei genitori che viene portato avanti dai figli, molto in percentuale è bassissima, ma anche colpa di noi genitori che vogliamo tutti figli ingegneri, dottori, avvocati. Devi studiare, devi diventare un dentista, meraviglioso, ingegnere, è vero. C'è stato la chiusura delle scuole professionali. Tu ti ricordi una volta c'era, certo, ogni paese quasi aveva una scuola professionale, adesso qua vicino c'è a Portoviro, c'è a Portoviro e a Cavarzere. E qua a Rovigo c'è ancora qualcosa là in fondo alla stazione, forse. Vabbè, comunque c'è ancora qualcosa, c'è ancora poca roba. Una volta c'era ti inserivano, era già subito inserito nel mondo del lavoro. Adesso purtroppo queste scuole stiamo riprendendo a discutere anche noi a livello nazionale e regionale per vedere di far riaprire o di ripartire con questo tipo di scuole dove danno una professionalità ai ragazzi, perché in effetti nel nostro mondo cominciano a mancare alcune professionalità, vedi l'idraulico, vedi l'elettricista, certo, sono categorie che a noi cominciano a mancare, a parte alcune categorie che hanno chiuso definitivamente, vedi i calzolai, i sarti, non ne abbiamo più. Certo. Perché il mondo purtroppo bene anche è andato avanti e quindi alcune categorie nostre sono sparite, purtroppo è il mondo che va avanti così. Certo. Allora, con noi abbiamo Maura Boffo, che insomma, ho detto giusto? Goffo, scusami, che è entrata a far parte della squadra, insomma, anche perché dopo tanti anni Andrea Trombin, insomma, ha lasciato, insomma, adesso c'è Maura Goffo appunto al suo posto. Maura, microfono a te, come ti sembra il Polesine? Buongiorno. Togli la nebbia, al netto della nebbia. Di dove sei originaria? Io sono di Padova. Vabbè, non è che nebbia voi a Padova non ne avete, ce la dividiamo un pochino. Esatto, ce la dividiamo. Intanto grazie per questo invito e per questa chiacchierata. E sicuramente è una terra che ho avuto l'onore di conoscere in esperienze turistiche, tra l'altro. Ed è una terra che apprezzo e che amo tantissimo. È ricca di eccellenze produttive, per cui c'è la possibilità ovviamente di fare moltissimo in questo territorio. E abbiamo tra le eccellenze produttive principali la meccanica, la logistica
e con grandi specificità molto significative. Quindi si può lavorare bene, si te. può lavorare molto bene, e ovviamente parto un po' in punta di piedi, ma abbiamo ovviamente il presidente che ci darà un grande supporto per ragazzi, entrare in questo territorio. a supporto ci siamo. Esatto. Il Polesine ritengo che sia stato per anni, diciamo, un po' svalutato anche a livello generale, ma abbia delle potenzialità, e la cosa che mi sento di dire e che ripetiamo spesso anche con il Presidente, nello specifico noi come Confartigianato siamo nel territorio e abbiamo intenzione di puntare a dare risalto a Confartigianato nel territorio. Quindi l'obiettivo è l'ultimo avamposto certo. delle associazioni di categoria, e ritengo che sia opportuno diciamo dare forza e rafforzare questo atteggiamento di vicinanza al territorio. Quindi questo è un obiettivo, il principale. Poi ci sono degli obiettivi magari più tecnici. Sì, allora, ovviamente ci stiamo lavorando. Certo. Insomma, sono dei punti, insomma, 2025. Esatto, stiamo lavorando con la Giunta e con il Presidente per proporre nuovi obiettivi per il 2025. Tra questi, uno l'ha già diciamo nominato il Presidente, è quello di andare a lavorare molto sui giovani, sulla formazione e l'avvicinamento ovviamente al territorio, e quindi poi la costruzione del mercato. Allora, c'è una carenza di giovani che vogliono, che lavorano, quindi nell'artigianato, anche nel, come si chiamano, dammi una mano, nell'artigianato in generale. L'unica soluzione secondo te, Marco, è aprire delle scuole che insegnino, o c'è anche, non so, qualcosa che possono fare i genitori stessi, secondo te? Proprio una cosa più allora, quasi secondo diretta. me dobbiamo, oltre e tu alle scuole... Scusami, tu hai un negozio, sì, e quindi sei veramente a contatto con la gente, cioè li senti proprio parlare. Ecco, secondo me manca anche da parte nostra la comunicazione nei confronti dei genitori, delle famiglie, degli incontri sempre con le famiglie, dove cerchiamo di avvicinarsi all'esterno, per far capire che poi in effetti l'avvicinamento alle associazioni di categoria e quindi all'artigianato, che potrebbe essere anche il commercio, cioè non toglie che noi siamo molto affini fra di noi, e per fare diciamo, per far conoscere il nostro mondo, perché secondo me i giovani e le famiglie conoscono poco il nostro mondo, pensano che sia un mondo così. In realtà chi si avvicina a noi e si è avvicinato a noi ha avuto anche delle soddisfazioni, perché noi l'abbiamo aiutato poi nelle famose start-up, anche se è vero che molte start-up nei primi 3 anni chiudono, però li abbiamo aiutati in un percorso di apertura di una partita IVA, del lavoro, e vedo che hanno ottenuto delle soddisfazioni. Certo. Maura, ti faccio l'ultima domanda. Maura Goffo, tu che arrivi da Padova, quindi da fuori provincia, e che comunque bene o male è Rovigo, noi siamo sempre attaccati, noi siamo sempre quelli dell'alluvione. Siete l'alluvione, che palle, abbiamo è il luogo più esatto, abbiamo uno dei luoghi più sicuri per quanto riguarda le alluvioni d'Italia, è proprio la nostra. Come possiamo toglierci un po' questa nomea del fanalino di coda, eccetera? Perché si parlava proprio nei giorni scorsi, proprio ieri, delle eccellenze rodigine, polesane che sono nel mondo del cinema, del teatro, della cultura, veramente dei grandi nomi. Non è che facciamo a togliercelo via sto mantello sporco che abbiamo, che ci siamo forse cuciti noi stessi. Allora, sicuramente ve lo siete cuciti, ma arrivate anche da un momento, è stato un momento molto particolare quello su cui io punterei è il fatto che in quel momento voi vi siete comunque ricostruiti una possibilità di mercato, e avete dato spazio ad aumentare la potenzialità del territorio, e sicuramente
il bisogno che ha, secondo me, questo territorio è quello di uscire un pochino e darsi la visibilità che merita, perché ha delle potenzialità enormi, non solo nel riconoscimento internazionale. Cioè voi avete tra le aziende, anche nel settore artigiano, abbiamo delle aziende che esportano in tutto il mondo, ma magari non lo sappiamo, e quindi la possibilità di dare questa visibilità ci permetterebbe anche di crescere, dare al territorio stesso e alle persone che vivono in questo territorio la possibilità di migliorare nel pensiero e quindi nella riconoscere che la ricostruzione è stato un gran momento per il Polesine. Quindi mi sembra di capire che la comunicazione è importantissima. Fa molto, ovviamente poi anche il credere però della possibilità che il cambiamento avvenga. Ricordiamo come fare per contattarvi, c'è anche una pagina Facebook, sai che delle volte siamo più velocemente su Facebook, ci siamo? Allora, sì, vabbè, Confartigianato Polesine, ovviamente sì, abbiamo il sito, è facilmente accessibile in tutte le modalità. Basta scrivere, tu dici Confartigianato Polesine su Google, arrivano tutte le indicazioni, anche per avere magari... Certo, i link, anche per avere informazioni, magari sono delle aziende, perché vedo ne chiudono ma ne aprono anche di aziende, quindi comunque c'è un certo coraggio, e mi piace molto. Via, viva i giovani. Dimmi Marco, vai in chiusura. Scusa Paolo, vai. Volevo anche dirti che noi spesso e volentieri siamo disposti e vogliamo andare verso l'azienda, cioè trovare l'azienda, più che lei che guardi sui nostri link. Tu dici che la montagna va da Maometto. Esatto, abbiamo piacere proprio di andare in azienda, anche perché secondo noi aiutiamo di più l'azienda ad avere nuove idee, a crescere, e gli diamo una mano in questo. Tu dici della serie, voi state pure lì, che veniamo noi da voi. Veniamo noi, esatto. E ci mettiamo d'accordo. Grazie. Come una volta. Grazie a Marco Campion, presidente di Confartigianato Polesine, e grazie anche a Maura Boffo, che è il direttore. Adesso benvenuta, ufficio, guarda, stretta di mano tra Rovigo e Padova in questo momento qua. Grazie Marco, grazie Maura, è stato un piacere stare con voi, anche a voi.